Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina, mancano pochissimi giorni ormai alle votazioni del 3-4 ottobre, siamo con Tiziano Zago della lista Continuità nel cambiamento. Allora, che dire, sappiamo che lei aveva proposto anche un incontro con gli altri due sindaci, candidati sindaci, qualcuno ha rinunciato, secondo lei perché? Non lo so, perché era stato organizzato all'inizio dalla radio e dal giornale La Voce, però le modalità in cui era stato organizzato non ci convincevano. Praticamente dovevamo decidere insieme, io avevo chiesto di decidere insieme il moderatore. Purtroppo ho chiamato il primo candidato, il candidato della lista numero 1, e si è dimostrato da subito disponibile, che tra l'altro coincideva col suo pensiero. Che sarebbe Targa? Che sarebbe, esatto, Patrizio Targa. Il secondo candidato della lista numero 3, Michele, non solo non mi ha risposto, ma mi ha messo proprio giù il telefono, diciamo, lascio agli altri interpretare, la motivazione non la conosco proprio sinceramente. Questo sono i fatti e basta, finisce qua. Ecco, al suo interno c'è il sindaco uscente Vitale, c'è qualcuno della giunta precedente, sì. C'è anche un ex sindaco che è Gildo Ghezzo, esatto. Ma il fatto che ci sia Vitale all'interno vuol dire una continuità per quanto riguarda anche l'azione della giunta Vitale? Sicuramente noi ci chiamiamo continuità nel cambiamento non a caso. Continuità significa che quanto riguardano i progetti della giunta Vitale verranno ultimati. Cambiamento significa che daremo nuova linfa e porteremo nuove idee all'attività amministrativa del paese, perché dopo 10 anni è chiaro che si arriva un po' scarichi, con le batterie scariche. C'è bisogno appunto di rinnovamento e noi porteremo questo grazie anche ai tanti giovani che abbiamo in lista con noi. Diciamo, se i cittadini ci daranno fiducia, i primi 100 giorni noi ci dedicheremo essenzialmente a due cose: messa a punto della macchina comunale, perché è abbastanza evidente che c'è una certa disorganizzazione in alcuni uffici. Cercherò di mettere a punto la mia esperienza, diciamo, che a livello aziendale proprio proviene da lì, e una volta messa a punto la macchina amministrativa, che è impossibile, diciamo, fare dei progetti se la macchina comunale si inceppa, provvederemo all'istituzione di un ufficio progetti che ha proprio il principale scopo di presentare progetti da finanziare, perché sappiamo che il PNRR arriverà non a pioggia, ma arriverà a seguito di presentazione di progetti precisi, e noi saremo puntuali in questa cosa. Ecco, l'ultima domanda, Rosolina Mare, che è un po' il fiore all'occhiello, ma anche la spina di tutte le amministrazioni che ci sono state e si susseguiranno. Cosa avete in progetto voi per rivitalizzare, ripetiamo, un fiore all'occhiello, perché è la parte leader di tutto il Polesine per quanto riguarda il turismo, però che qualche acciacco lo sta dimostrando? Beh, sicuramente noi abbiamo parlato molto con gli operatori turistici di Rosolina Mare, ed effettivamente loro ci hanno confermato la bontà della strada intrapresa, che è quella del tavolo del turismo, a cui partecipano tutte le associazioni di Rosolina Mare. Noi intendiamo non solo rafforzare questo collegamento, che è il tavolo, collega praticamente le varie istituzioni e i comuni della costa, quindi abbiamo la fortuna di poter sedere al tavolo con comuni che in fase che per quanto riguarda il turismo sono più avanti di noi. Quindi non solo sedere al tavolo, continuare a sedere al tavolo con questi giganti del turismo, che abbiamo solo da imparare, ma la sdemanizzazione in Piazza d'Europa ormai ne parlano tutti, era cosa quasi fatta. Noi uno dei progetti che continueremo è proprio questo, lo dobbiamo portare a termine, perché il biglietto da visita di Rosolina Mare è il Piazzale Europa, ma non solo, ci adopereremo per qualcosa che non è un mito, ma lentamente sta già diciamo insinuandosi, che è quello dell'allargamento della stagione turistica. Abbiamo il consenso da parte degli operatori e abbiamo anche i mezzi e le idee per poterlo favorire, che è quello di praticamente coordinarci e collegare sempre più il centro del paese, le valli, le piste ciclabili che sono in progetto, a questo indirizzo, che è quello appunto di allungare la stagione attraverso l'offerta diversa dal sole e dalla spiaggia, un'offerta, diciamo, che sfrutta in pieno quello che è le potenzialità del paese.